Ad Agrigento al mattino di oggi, innanzi alla prefettura, hanno manifestato i lavoratori del consorzio di bonifica Agrigento 3. Rivendicano il pagamento di alcuni stipendi arretrati. I lavoratori di bonifica del consorzio di Agrigento non percepiscono lo stipendio dal mese di marzo 2022. Sto parlando del personale a tempo indeterminato. Abbiamo anche una categoria di lavoratori stagionali che attende ancora il pagamento della mensilità di dicembre 2022. Diciamo che le tempistiche per quanto riguarda il pagamento degli stipendi sono un po' queste, ci sono stati sempre dei ritardi. Quest'anno, a differenza degli altri anni, però è intervenuta una vicenda giudiziaria che nasce circa 30 anni fa e che purtroppo per il consorzio di bonifica ha avuto una prosecuzione, diciamo, pessima. È intervenuta una sentenza di Cassazione che ha prodotto un blocco per quanto riguarda i finanziamenti regionali nei confronti del consorzio. Il consorzio, come tutti i consorzi dell'isola, ricevono dei trasferimenti da parte della Regione Sicilia. Al momento, a causa della vicenda giudiziaria di cui parlavo poc'anzi, sono stati accantonati dall'assessorato all'agricoltura perché c'è questo pignoramento. Questo ha fatto sì, dopo circa 3 mesi di mancato pagamento degli stipendi, che i lavoratori riuniti in assemblea decidessero di proclamare lo stato d'agitazione. Lo stato d'agitazione è stato proclamato in data 4 maggio 2023, poi abbiamo proseguito con delle richieste di incontro con l'assessore regionale all'agricoltura ed in ultimo abbiamo chiesto un incontro alla Sua Eccellenza il Prefetto, che oggi ci ha ricevuti assieme all'amministrazione del consorzio, quindi al commissario e al direttore. Cos'è che chiediamo? Noi chiediamo il regolare e normale pagamento degli stipendi, cosa che non può avvenire a causa del blocco delle somme in virtù della sentenza di Cassazione che ha fatto vincere l'impresa che molto tempo fa doveva effettuare dei lavori. Questo, come ben potete capire, produce molto malcontento nei confronti di più di 200 famiglie di lavoratori a tempo indeterminato che hanno un arretrato di 5 stipendi e di circa 200 lavoratori stagionali che già hanno iniziato il servizio nel mese di aprile dell'anno 2003, ma che attendono ancora il pagamento del mese di dicembre del 2022. Noi oggi, dopo l'incontro, non avendo ricevuto delle risposte ai nostri interrogativi, cioè quando si sbloccherà questa vicenda e quindi quando inizieremo a percepire in maniera regolare gli stipendi, abbiamo deciso, come avete poco fa visto, assieme ai lavoratori presenti, di continuare con lo stato d'agitazione e di attendere i tempi che ci hanno, diciamo così, dettato i rappresentanti del consorzio, circa una settimana, al fine di ottenere le risposte dovute.